Riclassificate al demanio dello Stato sono andate via le strade di maggior pregio, anche economico. E comunque i conti presentati da ANAS per l'alleggerimento del costo delle convenzioni che la provincia ha con Veneto Strade non è proporzionato alle strade che se ne sono andate. Una fine così tragica e per mano della provincia non se la sarebbero aspettata. Il modello di gestione della rete viaria per il territorio, sul territorio, cancellato con una firma in calce allo schema di convenzione con il quale la provincia ha ceduto ad ANAS i gioielli di famiglia come la provinciale numero 1 e oggi la rappresentanza sindacale dei lavoratori di Veneto Strade ha presentato i numeri di ciò che viene definito una sconfitta su tutti i fronti. A livello provinciale questa era la fine che abbiamo per anni detto che non volevamo uno spacchettamento della viabilità, non volevamo uno sconto fatto da un compratore che non riesce a darci nessuna garanzia. Non ci si piega alla logica del costo di un servizio, afferma Fontana, quando a pagare saranno i bellunesi a ogni frana, ogni smottamento, ogni intervento sulla rete. Un servizio non costa, un servizio va garantito soprattutto alla montagna, altrimenti non ha senso più e il problema non è più quello delle risorse, ma sarà quello di uno spopolamento infinito. Arriveremo alle porte di un'Olimpiadi più poveri e più deboli. E poi ci sono il capitolo dei mezzi e la battaglia per il personale a fronte di un piano di assunzioni inadeguato in passato, accettato nella speranza di un futuro più roseo, che oggi è diventato nero. La FILT annuncia un giro di assemblee con i lavoratori nei cui confronti non è arrivata alcuna rassicurazione. Che la parola fine al piano industriale venisse proprio dalla provincia di Belluno non ce lo saremmo mai aspettati.